Sono stati precaricati i dati di ULSS 9 in questo momento, quindi questo è lo stato, è il cruscotto regionale. Vedrete l'indicatore che è lo stato di digitalizzazione delle aziende del Veneto con un valore che si attesta a 0,47 in questo momento con la compilazione di ULSS 9. Ovviamente vedrete un puntino perché solo ha compilato il primo bimestre e quindi man mano che andiamo avanti vedrete la linea che si orienta. 0,40 è una percentuale di raggiungimento dello stato di digitalizzazione, è un indice sì. Non è il 70? No, di scarico quello. Questo è un indice medio di digitalizzazione, cioè prende i servizi che vi abbiamo chiesto e ne fa una media. Cioè, vuol dire che non firmano metà di quella roba? No, vuol dire che tra la firma, l'archiviazione, quello che vi abbiamo chiesto, vi è una media dei referti firmati, scaricati, indicizzati, un indice medio, è un conto preso da un indicatore. Però Treviso firma tutto, l'anatomia patologica, il laboratorio, la radiologia, perché non viene il 100%? Perché ci sono dei servizi analizzati sul quale Treviso non ha risposto rispetto a... Perché c'è dentro la gastro ancora, ci sono dentro quelli? Sì, ci sono ancora quelli dati che avete compilato. Lo 0,49 non è in percentuale? È in percentuale. Scusa, allora propongo di fare i millesimi, perché se loro con 70% di referti consenzienti online arrivano allo 0,49... Allora, vedremo man mano che viene fuori come si attesta la... Ma la cardiologia prima di far dati referti come laboratorio, la sente al 100%, Vedremo man mano che inserite quello che si va a vedere e quanto l'indicatore va ricapito, riformulato. Forse lo confrontate con il 2011. Con tutto il 2011. Così viene alto, vero? No. A parte che Federica è gennaio quello. Sì, è ovvio. Allora, Non so se poi i conti sono giusti pensando al bimestre. Allora, C'è un mese caricato di dati. c'è un mese caricato di dati su un confronto. Gennaio-febbraio. Esatto. È bilanciato su quello che tu hai compilato nel periodico, ovvio. Ok. Cioè, mi preoccupa perché se voi fate così, tra ragione cosa viene fuori? Vedremo rispetto. Vedremo rispetto a quello che andrete a compilare come si darà l'indicatore, ok? Poi vedrete i referti firmati digitalmente, questa è la percentuale su quello dell'anno prima, quindi su quello che mi avete dato nell'avvio, quanto la torta sta mangiando, e nel tempo ovviamente l'ULSS 9 ha compilato un periodico, quindi vedrà il dato di un periodico. Vabbè, però non devi farlo rispetto all'anno prima. Prodotti 2000, firmati 1597. Però io ho sempre questa cosa di dovermi confrontare con un anno di riferimento del pre, altrimenti non ho mai la parte pre dalla parte post. Con una piccola modifica cambia del 50%. Non ha senso. Siamo d'accordo. Vabbè, Ti ho anche spiegato. Faremo... Abbiamo un'analisi ex ante che dobbiamo metterla. Nell'analisi dei dati bisogna farla. Sul discorso delle torte possiamo muoverci come vogliamo, perché tutto sommato questo è tanto l'inizio, buttate lì per capire. È ovvio, i dati di Treviso, siamo al 15 di febbraio, mancano ancora tutti i dati, quindi hanno buttato dentro i primi dati che loro avevano, un mese, quindi non guardiamo il risultato assoluto in questo momento perché sono stati buttati così. Era per far vedere soltanto un attimino un flash di quali sono gli indicatori di come sta andando la cosa. Stop. Però i documenti... Al di là dei comportamenti che ci possono essere, se io aumento la produzione nel 2012 perché sta aumentando il grasso, Siamo assolutamente... la torta superiore alla torta, perché la torta si intorta. O sono Sì. quei medici di base che prescrivono meno, alla fine sono penalizzata. Cioè dovete confrontare mese su mese nelle torte, dopo i dati ve li mettiamo anche nel 2011, ma le torte se no ci intortiamo. Ok. Mi segno che ci intortiamo. L'utilizzo del servizio di scarico online, quindi la percentuale di utilizzo solo dei referti scaricati, e quanto sono utilizzati i canali di distribuzione, avendo messo 0 gli altri, 100% il portale.
e i cittadini veneti che hanno utilizzato il servizio di scarico, quindi c'è una certa percentuale di cittadini. E il 70% dei referti, tutti è lo stesso. Scusa, no? Sì. Cioè ci sono l'1% dei cittadini che utilizzano... Per fortuna non tutti sono malati. Stiamo parlando di cittadini, non di pazienti. 900.000 persone è il denominatore di quello. E al numeratore c'è solo un'azienda, quindi quello è un dato cumulativo regionale. Che voi dovete ancora compilare. È quello regionale. Vado sull'aziendale. I cittadini moldavi che scaricano? No, non contiamo sugli assistiti. Quello è il bacino di utenza della regione sul quale noi... I referti mica li distingo. Lo so, è chiaro. Speriamo che non siano tanti sti moldavi. Spiega tu questo indicatore, perché abbiamo fatto vedere. Sì. Bene, allora questo è un indice, siamo nel cruscotto aziendale, è l'indice sintetico di digitalizzazione. Che cosa vorrà dire? Prendiamo tutti gli altri indici, quindi quanto firmo in digitale rispetto al mio volume di refertazione, quanto distribuisco, quanto ho distribuito delle schede di firma ai professionisti, quanto viene visualizzato, quanto uso la conservazione sostitutiva, e la media di questi indicatori ci dà un valore medio sulla mia azienda. La visualizzo, serve il puntino blu, voi a tendere dopo qualche compilazione vedrete 3-4 puntini, quelli che sono, in successione diventerà una sorta di diagramma a linee con i puntini collegati, e inseriremo ogni bimestre la media regionale, che è questa linea grigia che vedete. Questa linea grigia la calcoliamo noi sulla base del valore medio che avete inserito tra tutte le aziende sanitarie, e vi permetterà di confrontarvi con la media in quel bimestre. Qui abbiamo deciso di graficare. La media regionale non può essere uguale alla media aziendale. In questo momento sì, perché abbiamo solo quel dato di URSS 9, Paolo. Non li hai, quindi No, ma io l'ho messa lì L'ha solo messa per farvi vedere solamente. Non c'è una media regionale in questo momento. Ok. Andiamo avanti. Esatto. Sulla firma digitale abbiamo deciso di graficare i referti firmati digitalmente e gli stessi nel tempo, quindi vedrete l'andamento. Nel vedi in dettaglio ci sarà un link, come vi dicevo prima. Se abbiamo volontà di graficare altre informazioni rispetto alla firma, lo facciamo vedere nel vedi in dettaglio. Questi sono quelli di prima presentazione che vi abbiamo voluto mostrare oggi. L'archiviazione e indicizzazione prende il dato del firmato. Sono costretto a farlo vedere perché il DGPA chiede l'indicatore su questi due servizi, quindi questo ho preso il dato del firmato e vedete il medesimo, quindi lo vedrete nel cruscotto. L'estrazione interna è il servizio di visualizzazione, quanti referti sono stati visti e quanti operatori hanno visto e utilizzato il servizio. Nell'estrazione esterna abbiamo messo tre grafici: l'utilizzo del servizio di scarico online, i cittadini utilizzatori del servizio e il numero di cittadini utilizzatori, quanti in modalità A, modalità B o dossier, quindi qui il Treviso va in modalità A. Sulla conservazione è la percentuale dei referti che sono posti in conservazione su quelli che avete indicato. Questi sono i dati. Ok, man mano che andiamo avanti vedremo, ripeto, se graficare ulteriore, quindi distinguere per esempio per specialità piuttosto che far vedere le lettere o i verbali. Per ora le formule funzionano su questo e ci permettono di avere intanto un primo andamento sui servizi del progetto.